Onorevole Pires, 2 minuti. Signor Ministro, lei comprende che ciò che è accaduto in Sardegna non è un fatto ordinario. Tutti credo che comprendano la straordinarietà di quello che è accaduto. Io mi permetto di dirle, per dire che sono assolutamente insoddisfatto di quello che ho ascoltato e che mi aspettavo molto di più, che 26 milioni sono una goccia nel mare, che lì ci sono danni per centinaia di milioni, che la stima andrà fatta accuratamente in reti viarie per quanto riguarda la ferrovia che in questo momento è interrotta, per quanto riguarda le dighe che hanno tracimato, per quanto riguarda le opere di prevenzione. Dire che ci sono 26,6 milioni per l'anno prossimo, di cui 25 milioni sottratte al patto di stabilità, è una goccia nel mare. Io credo che vada fatto qualcosa di più, che vada fatto uno sforzo, riguarda tutto il territorio nazionale, riguarda in questo momento anche la mia terra. Consentite ai comuni di spendere ciò che hanno nelle casse e sottraetelo al patto di stabilità. Aumentate presto le risorse perché i danni sono ingenti e non solo va sottratto l'opera di ricostruzione al patto di stabilità, ma vanno sottratte le opere per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico. Vanno levati i lacci burocratici che impediscono alle opere di procedere. Lì ci sono dighe che non vengono collaudate e che hanno 30 anni di vita in questa situazione. Su questo bisogna intanto prioritariamente agire e fermate quello scempio che il governo regionale ha chiamato piano paesaggistico dei sardi e cercate di intervenire perché la Regione Sardegna interrompa quello stupro del territorio che si è fatto quando appena nel 2011 sono stati dichiarati agibili ed abitabili persino gli scantinati. Abbiamo contato 16 morti e contiamo ancora 2 dispersi, che non succeda mai più. La ringrazio.